Carissime amiche e carissimi amici della cucina d'altri tempi, oggi vi presentiamo un prodotto con sagerda o come viene definito in tutta Italia con i ciccioli, che sono un ricavato dalla cottura del grasso del maiale. Con i ciccioli o sagerda vi presenteremo pane con sagerda o nelle altre varianti galluresi, Sagozzule belda o coccheglielda. Speriamo che questo video possa stimolarvi a riprodurre questa antica ricetta sarda e che possiate gustare veramente con grande appetito. Per la realizzazione di questa ricetta abbiamo utilizzato 1 chilo di semola e farina di grano duro di un antico grano sardo chiamato cappelli, quindi il nostro lievito madre, acqua, sale fino, questo per la ricetta base. Poi naturalmente ci vanno i ciccioli, 300 grammi per fare subani con gerda. Non abbiamo aggiunto lo strutto in quanto sagerda era già abbastanza grassa. Per sagozzula e belda o Coccheglielda. abbiamo utilizzato 1-2 cucchiai di sciroppo d'arancia. In alternativa si può utilizzare la scorza d'arancia secca grattugiata. Se volete preparare lo sciroppo d'arancia, comunque vi suggeriamo il link in alto a destra. E inoltre abbiamo aggiunto 1 cucchiaio di semidanice, 100 grammi di uva passa, 200 grammi di zucchero più lo zucchero per la copertura, e questo soltanto nella versione dolce. Qui iniziamo con mischiare farina con semola, come d'altra parte avete già visto negli altri video precedentemente pubblicati. Quindi abbiamo aggiunto l'acqua e il lievito, il sale. Abbiamo impastato. Una volta che l'impasto è fatto, lo stendo. E aggiungo i ciccioli, ovvero sagerda. Quindi chiudo e incomincio a impastare per amalgamare il tutto affinché sagerda risulti ben distribuita nell'impasto. Ciao! Continuiamo a lavorare. All'impasto aggiungo un'ulteriore manciata di gerda e continuo a impastare. Quindi, una volta che l'impasto è bello omogeneo, ne tolgo una parte e la metto a lievitare per fare il pane con gerda. Con la parte dell'impasto rimanente vado avanti con la lavorazione e aggiungo la gerda per arrivare a un rapporto di 1:2, ovvero per ogni chilo di farina 500 grammi di gerda. Aggiungo quindi lo sciroppo d'arancia, l'uva passa, il seme d'anice, quindi chiudo e continuo a impastare affinché il tutto venga ben distribuito nell'impasto. Giunto poi a fine lavorazione, lo divido in 2 parti. Una parte la metto a lievitare, che sarebbe quella parte che viene chiamata cozzula e belda non dolce. Alla parte rimanente aggiungo lo zucchero e continuo a impastare. Una volta che ritengo che sia ben distribuito lo zucchero nell'impasto, metto a lievitare. Per l'occasione abbiamo preparato anche il pane, nonché le pizze.
Dopo una notte di lievitazione, di buon mattino, abbiamo ripreso in mano il pane con Gerda e abbiamo fatto 3 civragini. Li abbiamo messi a lievitare ulteriormente per altre 3 ore circa, insieme naturalmente al pane civragio che non deve mai mancare e alle pizze. Quindi abbiamo steso su una teglia un pezzo di carta normale, una carta di busta, e dopo aver realizzato le focaccine le ho stese, le ho sistemate sulla carta in tinta d'olio affinché le focaccine non si appiccichino alla carta. Allo stesso modo abbiamo fatto per le focaccine dolci, avendo cura poi di spalmare sulle focaccine dell'olio Evo, e su queste poi abbiamo lasciato cadere dello zucchero. Quindi abbiamo ricoperto con della pellicola e coperte e abbiamo messo a riposare per altre 3 ore. Ed eccoci davanti al forno. Prima di tutto abbiamo sfornato le pizze che ci serviranno per il pranzo, dopodiché abbiamo infornato il pane civraju con il pane con Gerda. Nel forno a gas o elettrico la cottura dovrà essere intorno ai 200 gradi. Nel forno a legna, quello che utilizzo io, quello che abbiamo in casa, invece si va a occhio, a sentimento. A me piace il pane ben cotto, naturalmente, e vedrete poi a fine cottura il risultato. Ecco, questo dopo mezz'ora, e io sto già assaporando mentalmente queste 2 bontà. Dopo aver sfornato il pane, ci accingiamo a infornare cozzola e belda dolce e la cozzola e belda non dolce. Dopo una mezz'oretta circa, ecco il risultato. Ottenuto ben cotto anche sotto. Questo invece è quello più dolce, e inforniamo i nostri biscotti di cui siamo tutti ghiotti. Ce ne sono con zucchero e senza zucchero. Naturalmente io sono amante del dolce e quindi mangerò questi con lo zucchero. Infine abbiamo infornato le uova sode al forno, che per Pasqua non devono mai mancare, soprattutto nel mio piatto. Questo è il risultato del pane con Gerda o Gerda. Questo invece è cozzola e belda o cocchedelda. Dillo tu perché io non lo so pronunciare. Cocchedelda. E questo è quello dolce che Irene sta riempiendo ulteriormente di zucchero, perché a lei piace il dolce quanto piace a me. Ecco qua
questa è una meraviglia della cucina d'altri tempi. Spero vi piaccia e come al solito vi diamo appuntamento tra breve, spero. Ciao a tutti! Ciao ciao!